Capisco la preoccupazione delle mamme, se sono mamme che hanno i bimbi che sono stati curati lì o sono in cura lì, sappiano che stiamo lavorando per questo. Il presidente della regione rassicura così le mamme dei bambini asmatici in cura al Pio XII di Misurina, allarmate se possibile ancor di più oggi dopo la lettura delle dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che al Corriere delle Alpi ha riferito: l'asma si cura anche in città. Ci fa molto arrabbiare. Misurina costituisce una vera e propria terapia aggiuntiva nel trattamento dell'asma che viene curata in città. Alla voce delle mamme si unisce quella del primario del Pio XII, Ermanno Baldo. L'uso dei farmaci non ha cambiato il destino degli asmatici condannati a patologie gravi in età adulta come la bronchite cronica ostruttiva, terza causa più comune di morte al mondo, dice il dottor Baldo, che spiega come sia universalmente riconosciuto che l'altura cambia pressione e resistenza polmonare. L'illusione è che la tecnologia abbia risolto le patologie respiratorie gravi, ma il costo non è giustificato dai risultati. Quelli economici al Pio XII hanno però il segno negativo e la struttura, che opera in convenzione per la proprietà, non è più sostenibile. È bene ricordare che per far lavorare una struttura del genere ci vorrebbe un bacino d'utenza con la medicina di oggi molto più ampio del Veneto, perché questo è quello che è accaduto. 20 anni fa, 30 anni fa, tutti accorrevano lì, poi le pratiche sono cambiate. Il presidente Zaia conferma: non abbiamo diminuito il budget, è calato il numero dei bambini. È una partita molto laboriosa, immagino che non sia solo un problema di carte, che lo è, in Italia tutto è carte, tutto è burocrazia, ma anche tutto è democrazia, ma penso sia anche un problema poi di disponibilità delle famiglie. Le mamme non mollano e rilanciano la petizione sul portale avaz.org, che stamattina aveva superato quota 7.000 sottoscrizioni. Chiaro pure il messaggio dei piccoli ospiti della struttura. Salvate il nostro istituto!